Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. E oggi il nostro gradito ospite, il dottor Maurizio Ruscio, che è direttore scientifico del laboratorio unico dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Tra l'altro il dottor Maurizio Ruscio è anche presidente del gruppo italiano di studio della malattia di Lyme. Buongiorno, grazie per essere qui, è un piacere averla nei nostri studi. Abbiamo il padre della ricerca per quanto riguarda le malattie trasmesse dalle zecche. Quindi da una vita, oltre che occuparsi appunto chiaramente di altre cose, però si è dedicato in maniera particolare alle zecche, allo studio delle zecche, alle malattie che le zecche possono trasmettere. Perché anni fa si diceva, ma che cosa è successo in un individuo? Come mai ha questa patologia? Non si capisce da che cosa derivi. Derivava proprio dal morso di una zecca. Ricordo io delle malattie prese sul carso, no? Addirittura, perché in quegli anni là, cioè in quegli anni là, tanti anni fa, si prendevano proprio, no? Andando a passeggiare sul carso, che c'erano queste zecche particolarmente aggressive. Sì, era il 1985. Quando ho trovato il primo caso di malattia di Lyme nel Friuli, dopo nel 1998 ho segnalato il primo caso di encefalite da morso di zecca, nel 2003 il primo caso in Italia di erlichiosi a Enemonzo. È una lunga storia. Una lunga storia. Ecco, non è un caso che appunto lei sia proprio presidente del gruppo italiano di studio della malattia di Lyme e non è un caso perché lei ormai è andato in pensione, però è rimasto ancora lì a lavorare come direttore appunto scientifico proprio perché ci sono degli studi in piedi per quanto riguarda il morbo di Lyme, no? Sì, insegno ancora all'università e comunque sono impegnato con i miei collaboratori, ex collaboratori, nella messa a punto di un nuovo test per la diagnosi in particolare delle malattie di Lyme che non guariscono. E quindi spieghiamo ai nostri telespettatori, perché sappiamo che c'è una percentuale, cos'è il 20, 10, 20%? Sì, dal 10 al 30%. 10 e 30. Sì, Ecco. questo è un po' il dilemma da sempre per questa malattia, perché gli esami che si fanno normalmente, cioè la serologia, la ricerca degli anticorpi, una volta effettuato il trattamento, perde la sua capacità diagnostica, cioè non ci dice più se c'è o non c'è più l'infezione. La serologia serve solo a informarti se sei venuto a contatto con questo batterio. Le persone che non guariscono possono non guarire o mantenere ad avere i sintomi perché ci sono stati dei danni nella fase acuta oppure perché l'infezione non è stata debellata dalla terapia. Quindi c'è bisogno di un test che discrimini queste due categorie di persone e ci stiamo riuscendo a farlo. Ecco, quindi siete sulla buona strada. Ma senta, che cosa rimane praticamente nella persona che si è presa appunto il morbo di Lyme attraverso la causa di questa malattia è una spirochetta, cioè un batterio che riesce con un movimento a spirale a penetrare i tessuti, per cui riesce a dislocarsi in ogni distretto dell'organismo, proprio dalla testa ai piedi. E la terapia antibiotica, se non è fatta in modo adeguato, se la persona non ha un sistema immunitario molto valido, oppure se la terapia è troppo breve, permane nei tessuti e non dà eccessivamente fastidio, ma di fatto dà nel tempo una persistenza dell'infezione. In questo caso bisogna ricorrere a ulteriori cure di antibiotici. Antibiotici che non servono se l'infezione si è estinta e i sintomi sono legati ai danni che questa infezione stessa ha fatto nella fase acuta. Ecco, ad esempio, quali possono essere, quali sono questi sintomi? Perché sono vari ed è difficile, no, riuscire ad inquadrare, a capire le cause di determinati, no? È chiamata la gran simulatrice per questo motivo, la malattia di Lyme. I bersagli principali sono la cute, il sistema nervoso
e le articolazioni, però tutti gli altri organi possono essere coinvolti, anche uno stato generale di debilitazione, di affaticamento, di scarsa capacità di concentrazione, tutta una serie anche di sintomi che sono simili a molte altre malattie, per cui è importante avere un test che definisca con precisione la diagnosi. Ecco, quindi una volta che voi avete messo a punto, riuscite a capire con questo test e quindi riuscite anche a dare conseguentemente la terapia corretta, sì. Quindi è mirata. chiaro che se non è guarita con le precedenti terapie la persona deve sottoporsi ad altri regimi terapeutici. Ed è altrettanto chiaro che se la malattia non c'è più, l'infezione non c'è più, l'antibiotico non gli serve e anzi è un danno a somministrarlo. È importante anche questo, no? Perché sì. soprattutto per quanto riguarda la somministrazione di antibiotici, no? Terapie antibiotiche delle quali si è fatto troppo, no? Esatto. Uso, no? Si è fatto uso scorretto. Sì, sì. E infatti andiamo incontro a problematiche anche abbastanza grosse, perché tra un difatti, po' di anni non ci saranno gli antibiotici, no? Mancheranno. Sì, cioè la velocità con cui i batteri si adattano a queste cure è superiore alla velocità con cui si creano nuove molecole di antibiotico, per cui l'uso deve essere molto oculato e dato solo nei casi di necessità. Ecco, e questo è anche uno dei modi per, no? Sì, Valutando prima. Senta, la chiamo professore allora, perché se continua ancora, se continua a essere, no? Dottore, professore, mi dica lei. Sono prestato all'università. Senta, dottor Ruscio, e adesso si parla anche di vaccinazione per quanto riguarda la TBE, no? È avviata la campagna vaccinale. Qua, a forza di sentir parlare di vaccini, vaccini per questo, vaccini per quello, non c'è il rischio che magari la gente venga un po' fuorviata. Ma perché è importante la vaccinazione contro la TBE, soprattutto nel Triveneto? Sì, devo dire a commento di questa ostilità verso i vaccini che è un'ostilità che verso il vaccino per la TBE non l'abbiamo mai registrata. Anzi, devo dire che io ho più volte fatto operazioni di dissuasione, passatemi il termine, perché volevano vaccinarsi persone dove la malattia non è segnalata, quindi non aveva nessun significato. Ecco, è un'infezione che è presente in gran numero nei paesi a noi vicino. La Slovenia, l'Austria e la Svizzera dichiarano circa 360-370 casi all'anno. Da noi dichiariamo, adesso c'è stato un recente lavoro pubblicato che ha registrato 156 casi dal 2017 fino al 2020, quindi nell'ambito nazionale è meno frequente rispetto a questi paesi contermini. Qual è il problema? Che è prevalentemente localizzata nel Triveneto, quindi Friuli, Veneto, area del Bellunese e Trentino. In queste aree la vaccinazione è un consiglio molto importante, è una indicazione pregnante perché l'encefalite da morso di zecca, cioè la TBE, è una malattia che può diventare anche grave. Ecco, quindi soprattutto qui nelle zone può essere, cioè avete riscontrato quali sono le zone più pericolose praticamente, sì, maggiormente a rischio? Maggiormente a rischio, qui va fatto un distinguo rispetto alle altre malattie trasmesse da questo vettore, perché nelle altre malattie il serbatoio sono di solito piccoli roditori dai quali la zecca si infetta. Invece nell'encefalite a TBE il serbatoio è la zecca stessa, quindi la diffusione è molto più lenta e permane nei territori però proprio in modo permanente. Ecco. L'area più interessata nella nostra regione è la Val Canale, la montagna del Pordenonese e in alcune aree anche della Carnia. E sta scendendo comunque, sì, è arrivata. Perché vediamo che anche animali che una volta vivevano esclusivamente in quelle zone lì stanno scendendo, quindi sì, è una te la portano a è un'infezione che è arrivata anche nella pedemontana, per cui il consiglio è di vaccinarsi se si ha abitudine a frequentare le aree in particolare boschive, se si va a fare sport all'aperto, insomma se si frequenta con una certa assiduità queste zone.
Quindi dalla zona collinare in su, in sostanza. Dalla zona collinare in su. Qual è l'altro problema? Che non sempre, come dire, questa non abitudine a frequentare queste zone è una costante nell'anno. Qualche volta ci si va. Ecco, quindi senza voler promuovere una vaccinazione di massa che, come dire, può essere eccessiva, vanno comunque preservate le categorie dove c'è maggiore rischio, cioè i cacciatori, i pescatori, quelli che vivono come dire, dalla pedemontana in su. Direi che è un consiglio buono quello di vaccinarsi. Ricordiamo ancora alcuni sintomi della TBE. Sì, e ricordiamo che in alcuni casi anche può essere letale, no? Sì, è una malattia molto più grave di tutte le altre trasmesse da questo vettore, dalla zecca. Diciamo per fortuna c'è una parte, diciamo un terzo di persone che venute a contatto con questo virus hanno o vaccinati o hanno un buon sistema immunitario, per cui hanno pochissimi sintomi. Un'altra persona su 3 sviluppa una fase di febbre tipo influenzale e in questa fase riesce il sistema immunitario a bloccare il virus. Nel terzo che rimane di persone, quindi 1 su 3, il virus invade il sistema nervoso centrale dando un quadro molto importante con ricovero in ospedale, febbre molto molto alta e sintomi neurologici che vanno dal dolore o la confusione o comunque un quadro di meningoencefalite che diventa importante sia per la fase acuta sia per gli esiti che può lasciare. Bene, siamo giunti al termine di questo incontro con il dottor Maurizio Ruscio, che ringraziamo per essere venuto nei nostri studi. Ricordiamo essere direttore scientifico del laboratorio unico della SUGI e presidente del gruppo italiano di studio della malattia di Lyme. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci.